siamo già pronti. Siamo a Montegrotto, Grand Hotel Terme. Perché facciamo uno slow tour, un viaggio nell'acqua calda, termale. Benessere. Salute! Bellezza! Buongiorno signori, Buongiorno! benvenuti al Grand Hotel Terme di Montegrotto. Buongiorno signora, Tutto grazie. buon viaggio? Sì. Tutto Sì, bene? siamo già pronti. Non perdiamo altro tempo allora. No, Andiamo. infatti siamo pronti per la salute, il benessere e la bellezza. Beh, quella penso che tutti ci teniamo un pochino. Salute e benessere non c'è problema, la bellezza è quella che è. Noi ci proviamo e io sono abbastanza convinta. In queste terme si deve stare per forza a dieta oppure... La dieta si può fare quando si va a casa. Ah, Per ecco, noi. bene, bene. Io vi auguro buon Grazie. soggiorno di qualsiasi cosa abbiate bisogno, noi siamo a disposizione. A proposito, il buongiorno si vede dal mattino e com'è la colazione? C'è di tutto, ma tutto biosanissimo. Manca solo una cosa. La macchina del caffè, la famigerata macchina automatica del caffè alla tedesca non c'è. Qui il cappuccino lo fanno vero, ma è importante. Ma in tutti gli alberghi italiani questo segno della colonizzazione tedesca è tangibile ed è terribile. E qui invece, dove è pieno di tedeschi, non c'è. Il cappuccino è vero. E i tedeschi sono già lì che fanno ginnastica. Buongiorno, signor Mario. Un cappuccio classico, per lei invece un macchiatone, cioè un cappuccino con latte tiepido, meno latte e più caffè. Perfetto. Dov'è che siamo qua? Grand Hotel Terme. Di cosa abbiamo bisogno noi qua al Grand Hotel Terme? Beh, di tutto, dal massaggio giapponese a quello ayurvedico, alla pulizia del viso, ma anche i fanghi. No, i fanghi no. Perché? Fa impressione. Il fango è una magia. Allora, dottoressa Birgit, è vero che l'acqua termale è magica, è una magia, è un miracolo. Per alcuni è diventato un miracolo le nostre acque. Come sapete, l'acqua è un'acqua molto naturale perché viene dal Vicentino, dalla montagna dei Monti Montelissini. Ah, e scorga da lì. Scorga da lì e poi va sotto la montagna e fa un percorso di quasi 100 km in profondità quasi a 3.000 metri sotto il suolo. E è lì che prende poi le sue... che si scalda, diventa acqua termale. Sì, e si prende le sue proprietà, che poi spunta qui nella regione di Abano Terme e noi la possiamo usare per le nostre cure e anche per il fango. Ma che è cosa proprio miracolosa! così. Sì. È bellissimo. Viene definita poi salso bromoiotico quest'acqua, perché e si che- arricchisce con questi minerali qua. Quindi con il bromo, con Sale, insomma sale in salso, generale, sale, e lo iodio, che E fa lo iodio. benissimo. Sono E le il fango diverse da dove vescove. viene? Anche questo viene dal sottosuolo e viene messo in questi bacini e matura per 2 mesi Di e acqua si termale. formano microrganismi e alghe che e questi bello. danno poi queste proprietà curative al nostro fango. I microorganismi. Sì. È la base della terra, la base Sì, è la base della dell'esistenza. terra dell'esistenza, sì. E si è visto che c'è un particolare anche batterio che si chiama ITS5 Sì? che lascia questa sostanza antinfiammatoria. Con il batterio ITS5. Ma che carino, ma che bravo, che miracolo! Meno paura dei batteri, anzi. Molto meno, anzi. Anzi. Sì, sì. Sfruttiamo Anzi, il santo lato battero. buono dei batteri. Bene, dottoressa, allora posso andare? Vado qua? Sì, ma no, non subito qua. Non tirarla fuori. Tu vai da questa parte, io vado da questa. Ci vediamo dopo.
Sì, in effetti la pressione è altina e dovrebbe fare movimento naturalmente lei, dovrebbe perdere magari anche un po' di peso e mi raccomando riduca anche la quantità del caffè. Vabbè, ho capito. Allora, movimento, dieta e pochi caffè. È caldo, Questo è tanto caldo. Tanto caldo. Per quello che gliel'ho detto, non ce la fa mica andare sotto a questo fango qua. Che temperatura è adesso? Adesso qui abbiamo circa 45 gradi, però noi dobbiamo aspettare che il fango arrivi solo intorno ai 39-40 gradi. Aspettiamo ancora un minutino, sa? Sì, benissimo. Slow Tour, viaggio nel benessere delle acque termali. Come sembra la temperatura, signora? Per me non è mai abbastanza caldo. Allora lei è sul posto giusto, perché chi Esatto. vuole venire al caldino venga alle terme. Esatto. Poi le facciamo un bel pacchettino, come una mummietta. Speriamo di trovare qualcosa dopo, sa che quando si risveglia qualche mummia si trova sempre qualcosina. Come si sente? Benissimo. Un pisello dentro il suo baccello. Bene, dura circa 15 minuti, Ok. poi io la vengo a trovare, Va bene. vediamo come sta, va bene? Chissà che cosa farà Patrizio. Movimento sicuramente. Arme breiten und überkreuzen. Allargo le braccia e incrocio. Signor Patrizio, un po' più di energia. Jetzt die Arme kreuzen. Incrociamo le braccia. Bene i gomiti indietro. Die Arme halten, braccia ferme. Beine breiten und schließen. Questo l'ho capito, è un massaggio alla pancia. E adesso ne arriva un altro. Beine halten, gambe ferme. Girate bene le braccia, massaggiate bene la pancia. Piccoli cerchi con le braccia dentro l'acqua, non fuori. È una lezione di ginnastica e di tedesco. Allunghi bene il corpo, avanti e indietro. Avanti, un bel respiro col calcio. Stupendo, continui così. C'è il direttore? Forza. Ah sì, veramente? Ma non mi pare di vederlo. È il momento dell'esercizio del sommergibile in fuga. Maurizia, questo è un bagno di acqua termale naturale. Questo è così naturale, noi ci aggiungiamo l'ozono, che è un ottimo disinfettante ed è oltretutto anche un rilassante. Non sono io, non sono come Pumba. È ozono allo stato puro, quindi ossigeno allo stato puro. Lei sta usando un'acqua che ci vuole 25 anni per arrivare in superficie. È terra, acqua, fuoco, aria. Sono i 4 elementi che si uniscono per la salute dell'uomo. Ma chi l'ha pensata così bene? Beh, dire che da queste parti le terme sono un'antica tradizione è veramente dir poco, perché già 50 anni prima di Cristo i Patavini, poi diventano i Padovani, già avevano qua le loro terme. Poi ovviamente arrivano i Romani, qui siamo a metà strada fra l'Austria e Roma, quindi qui le truppe, le legioni dovevano ritemprarsi. E poi qui hanno addirittura celebrato dei veri e propri dei delle terme, per esempio il dio Aponus, da cui Abano. Era un dio che riusciva a trarre gli auspici, a leggere il futuro dalle acque termali. Anche Tiberio è arrivato qua e per capire come andava la guerra è andato a fare le terme. E poi pare che ci sia stato anche Ercole. E poi, ecco, un'altra cosa importante, qui c'era un luogo molto salubre, Mons e Grottorum, Montegrotto praticamente. Salubre perché c'erano le terme, ma anche lo stesso Teodorico. Era molto fiero qui di queste terme e le ha celebrate. Vabbè, poi a un certo punto sono cadute in disgrazia, ma lì sono stati ritrovati gli scavi delle antiche terme.
Qui a Montegrotto le terme hanno un indotto bioclimatico molto particolare e danno vita a iniziative collaterali molto curiose. Enzo, dalle terme alle farfalle subtropicali. È strano. È strano sì, però è il connubio perfetto, perché pensate all'acqua quanto è importante sul pianeta in questo momento, e trovare dell'acqua pulita e dell'acqua che faccia bene. L'acqua delle terme è proprio così. Noi abbiamo scelto questo posto perché fa bene alle persone, ma fa bene alle farfalle, che sono il vero testimonio della salute del pianeta. Questo è un vero farfallo zoo. Ci sono farfalle da tutto il mondo, raccolte e mostrate a scopo didattico scientifico. Io dico sempre una cosa, le farfalle non sono solo colore, sono musica che vola. Marco, ma cosa mangiano le farfalle? Allora, la maggior parte delle farfalle si nutre di nettare. Queste che stai notando in questo vassoio, in questo piccolo bar, si nutrono di frutta. Che razza di farfalle avete qua? Allora, qui ci sono all'incirca 200 farfalle come specie. Cioè, con l'umidità e la temperatura Assolutamente e il sì. clima termale, la farfalla campa il triplo. Vuole dire qualcosa? Oriente. Fortuna, il kanji che significa fortuna. E io sono fortunata a poter fare un massaggio ayurvedico. Vado subito, subito. Permesso. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. È qui che mi fate l'autopsia? Sì, però non si chiama autopsia, ma si chiama la MAM. Questo è un trattamento che facciamo con il nostro scrub biomimetico. Biomimetico, sì. Vuole dire che in pratica che possiamo mimetizzare tutta ciccia. questa ciccia? Ci si prova. Adesso lei stia in completo relax e io comincio questo scrub per pulire tutta la pelle dall'impurità. Beh, togliere l'impurità, ma io mi lavo, non sono mica sporco. Adesso con questo sale lei dovrà andare nel bagno turco. C'è nessuno? No, non c'è nessuno, prego. Gli occhiali senz'altro. Tempo 10 minuti, la vengo io poi a prelevare quando è cotto. Spero che dopo la pubblicità mi tirino fuori. Slow tour nelle acque, viaggio nel benessere termale. Dopo la man Grazie. e il bagno turco fa benissimo bere la tisana. Buono, eh? Buono, sì? Buonissimo, Ecco, ci così. vuole. Sto bene, mi è solo calata un po' la vista. Ah sì, beh, qui c'ho i suoi occhiali, scusi, Ah, sa. eccolo. Sì, sì, sì. Eccoli qua. Adesso sono proprio meglio di prima. Senti, scusa. Prego. Vuotare la mente, lo zen, non è facile. Noi abbiamo due possibilità. O ci concentriamo sul respiro quando facciamo la meditazione. Quindi pensiamo a quello e se non ce la facciamo invece la mente che mente incomincia a pensare a tante cose. Quando la mente comincia a pensare a tante cose, devo aumentare la velocità di pensiero. In che senso? Pensarne ancora di più. Ma non ci credo. Sì. Questo è zen? Non è zen. Penso a qualsiasi cosa che mi viene in mente, non me ne frega niente, vado Sì, anzi, finché... desidero di pensarne di più. Anzi, desidero pensarne di più, però non mi metto lì con l'idea di non pensare a niente perché altrimenti penso a Esatto. tutto. Certo, dispettosa la mente, è proprio una cosa. Allora sei pronto? Siamo pronti. Vai.
sono sornione. Questo no. Questo no, questo no, questo no, questo... questo no. Il bello è che riesco anche a stare a dieta. Tentatori. Le terme si dividono in due categorie, quelle che ti tengono a dieta per forza e quelle no. Ma 2 spaghettini espressi si possono avere? Certamente, che li faccio subito. Dieta, vero? Sono a dieta, A vero? dieta, qua a Passera di Mare. Passera di Mare. Eccoci qua, pronti? Ottimi spaghetti. Buona Passera di Mare? In bianco. Cromosodioterapia. Questa è la sala del sale. Sale per terra, sale alle pareti. Stare al mare fa bene alla respirazione, fa bene alla pelle. E stare in questa sala del sale per 30 minuti sembra che faccia bene come stare un mese al mare. Anche tu qui? Anche tu qui. Nella grotta del sale. Non solo, terme. Come ti senti? Ben conservato, come un prosciutto sotto sale. Oh, Dove siamo? Ho sognato che cambiavo colore di accappatoio, piscina, albergo e paese. Qui siamo al President di Abano. Ah, ma dai! E questa è la piscina. Che piscina? Piscina di acqua calda, termale, fa bene da matti. Ci andiamo? Perché no? Nuoti. Snadrazzo. Senti, ma quest'acqua è napoleonica, diciamo. Nel senso che è piovuta ai tempi di Napoleone. Ecco, questa. Ma molto prima di Napoleone, in epoca romana addirittura, chi è che si è accorto delle proprietà di quest'acqua? Chi è? Ah, chi è? Chi è? Chi è? I cavalli dell'esercito romano, stazionato qui. Come i cavalli. Giuro, i cavalli dell'esercito romano andavano nell'acqua calda. E allora? E allora quando uscivano erano attivissimi, fortissimi. Allora i romani, che sono mica scemi, cosa hanno fatto? Hanno detto, ma questa acqua allora aiuta, serve. E allora hanno fatto le terme, perché i romani cosa facevano? Facevano le strade, facevano gli acquedotti e facevano le terme. Sì. Perché erano SPQR. Sono perspicaci questi. Ecco, era quello il significato. Ma perché fa bene? Perché fa bene quest'acqua? Perché fa bene? Perché ci sono tutti gli oligoelementi. Gli oligoelementi, vabbè, in poche parole, è calda, rilassa la muscolatura e poi abbassa la pressione. Così invece di stare a dieta o fare movimenti, vabbè, no, non è vero, però insomma, aiuta. Dai, andiamo che c'è tutta un'altra palestra nell'acqua. Mi ero illuso, visto che sono leggerissimi, ho detto ma si fa poca fatica e invece galleggiano io devo spingerli. C'è sempre la fregatura della ginnastica. È faticosissimo.
È un'assurdità. Pedalare nell'acqua salso-bromo-iodica. Non è un'assurdità, fa bene. Forse è doping. Qui si intorta. Ma cosa vuoi intortare? Sai tutti gli acciacchi. Dopo un po' devi salire perché ti tocca andare in bagno. Scientifico. Quest'acqua qui favorisce l'espulsione dei liquidi, la diuresi. La diuresi o la diuresi? Insomma, ti scappa da fare la pipì. Oh, boh. Adesso vi facciamo un rituale di coppia. No. Molto No. purtroppo romantico. No. Che vi piaccia o meno, dovete tirare fuori il vostro animo Dai, romantico per bellissimo. immedesimarvi in questo rituale. Rituale significa una somma di tecniche di massaggio che possono essere detox o de-stress, miranti al vostro benessere. o de-stress? Ma è dialetto veneto o italiano? Sì, è un dialetto veneto anglosassone. Ecco. Che bello! Cioè, un materassino che invece di stare sull'acqua è ad acqua. Ed è anche caldo! È una cosa meravigliosa. Vogliamo scegliere anche il colore? Ma dai, si può? Sì. Quello che si intona è il mio pareo. O il suo stato d'animo? Rosso. È una discoteca! Questo! Ma vado bene così? Mettiamo lo slip più Lo pensare. slip. Va bene, lo metto. E questi che guanti sono? Sto utilizzando dei guanti in seta grezza che mi servono proprio per fare un'esfoliazione della pelle, quindi un rinnovamento. A lui però uno spazzolone per strigliare i cavalli. Solletico. Sì, terribile. Beh, è una cosa da Cleopatra e Marcantonio, no? Dai, dillo, peccato che tu non sia un Marcantonio. Cos'è che mi sta facendo? Stiamo facendo un massaggio con una candela che contiene burro di karité, burro di cocco, burro di soia ed oli essenziali profumatissimi. Questo del burro è eccezionale. Si può mettere anche in testa? Sì. Dopo è difficile da lavare, forse. Adesso cosa c'è? Adesso andiamo a passare questo rotolo bagnato con acqua termale. Serve per decontrarre la muscolatura e le innervazioni. La sensazione che proviamo quando abbiamo una campana tibetana appoggiata nel corpo è simile al lancio di un sasso nell'acqua. Si creano dei cerchi molto piccoli che pian piano si allargano e danno questa vibrazione profonda. Questa tradizione cura, perché è il suono che cura. Io ho notato che la vibrazione sullo sterno è notevole. Sulla pancia invece che è molle si riassolve subito. È una cosa scientifica e mistica, fisica e metafisica. Chiedo troppo se chiedo un biscottino. Si stenda pure qui. Anna, scusa, questo sarebbe il famoso Pilates Reformer. reformer, cioè riforma il corpo, cosa fa? Fa esercizi di tonificazione, di allungamento e anche di stretching. Tutto in uno. Sì. Cosa devo fare? Si stenda. Adesso spinge il carrello con le gambe, buttando fuori l'aria.
sento tirare dappertutto. Oh, Dio Dio. Ho capito, è una specie di cura omeopatica contro il mal di schiena. È un tale massacro di fatica che poi non sai più che cosa e perché ti fa male. E adesso facciamo questo. Ancora? D'altra parte Joseph Pilates, l'inventore del metodo, era un tedesco che aveva fatto il pugile, l'acrobata, il lottatore e poi ha inventato le sue macchine infernali per torturare in modo ginnico danzatori psicofisici tipo Martha Graham, Balanchine. Per me è troppo. Che cos'è? Sono esercizi col pallone. Sono su un futon bellissimo e adesso provo a farli. Portiamo la palla a destra e a sinistra. Buttiamo fuori l'aria, dentro l'aria quando torna in mezzo, fuori l'aria. Appoggiamo la pancia alla palla. Ok. Le mani piace, per questo terra. qui mi piace. E devi camminare, andare avanti, avanti, avanti con le mani, tenere le braccia belle tese. Rigenerato dalle terme, resto in zona, in Veneto, e mi sposto verso nord, sull'altipiano di Asiago, per una breve vacanza ginnico-ambientale. Non è una buona ragione che se lo fanno i bambini lo posso fare anch'io. Anzi, questo vale proprio al contrario. Il fatto che lo facciano i bambini, che sono leggeri e agili, vuol dire che io forse non sono adatto, però comincio dal percorso verde, quello più facile. Cosa devo fare qua? Dovresti salire la scaletta. Qua ce la posso fare. Esatto. Li attacchi tutti e due. Tutti e due? Uno da una parte e uno dall'altra. E adesso si viaggia fino al prossimo. Beh, insomma, si Sì, può fare, si può è un fare, metro. secondo me. Ecco, sì. È roba pesa, Ecco fatto, sono arrivato. Adesso bisogna staccarle. Staccarli. E fare la stessa operazione sull'altro cavo. Questo qua devo fare? Qui ci vogliono notevoli doti di equilibrio. Aiuto! Vibra! Sospeso nel vuoto. Cosa ci farà un ponte tibetano qui, in Asiago? Ah, strozzato dalla sicurezza. Aiuto! Oddio, ho la nausea, sta fermo. Finiamola, via. Allora, qua attaccati a queste, quello lì. Ah, a queste? Questo esercizio si chiama la salama da sugo, cioè il salame appeso. E io farò la parte del salame. Vai! Ma non è previsto di fermarsi a metà? No, è un fuori programma. Che schifo, che vergogna. Oddio. Oh. Ok. Alberi. Alberi. È molto divertente in realtà. Ma a proposito di boschi, tu sei cimbro. Sì, cimbro originale. Cimbro originale Doc. Doc. Sì, ma chi erano, chi sono, cioè chi sei i cimbri? I cimbri derivano da una popolazione del nord Europa, si sono trasferiti in queste zone intorno all'anno 1000 o appena prima. E cosa resta adesso dei cimbri qui in questa zona, in Altipiano dell'Asiago e poi anche in zone limitrofe? Beh, c'è un istituto di cultura cimbra che fortunatamente sin dagli anni 70 raccoglie le vestigia e gli studi, soprattutto la lingua cimbra, in modo che non vada persa. Restano soprattutto tracce storiche. Per esempio, questo ponte che collega Roanna al resto dell'altipiano di Asiago narra una vicenda celebrata e ricordata da ricostruzioni storiche collettive. Lo sappiamo che sei fatica di salire su per questa strada e noi poveri che l'abbiamo fatta sempre e le bestie poverette
che si scapuzzano e sbrissiano su. Ah, l'usi un forestiero? Muoro oggi o non muoio più? Non staga a morire, perché se muore oggi non capiamo neanche il ponte, siamo ciavate. Ve lo devo domandare al comune. 80 anni, sai, no? E allora altre donne andate dai consiglieri e gliela fate vedere? Anche massa! Le donne cimbre di Roana, qui sull'altipiano di Asiago, più di 100 anni fa, alla fine dell'Ottocento, hanno fatto una vera rivoluzione per far costruire questo ponte. Prima il territorio di Roana era completamente isolato, tagliato fuori dalla Val d'Assa. Costruire il ponte nel 1906 in cemento e marmo rosa locale, alto 80 metri, è stato un miracolo di ingegneria. Distrutto nel 1916 a causa della guerra, è stato rifatto nel 1924 e adesso è un gran bel biglietto da visita per i cimbri. Infatti, l'isolamento ha preservato l'identità di questi luoghi, ma la caparbia volontà di rompere l'isolamento li ha resi oggi aperti e ospitali. Altro che montanari chiusi, quest'anno per esempio invitano una delegazione dalla Mongolia. È stupefacente questa musica, bellissima. E i cimbri rispondono a modo loro. Fatto da loro è un suono rituale, fatto da me è un suono bovino.